Siamo che non sa diretta che non è stata possibile, ma una registrazione della visita di Giulio Calvisi, sottosegretario alla difesa, come stai dando che sono parentesi. E poi dopo volevo a dare indifferita. Perché mandiamo a Quirico. Quirico, quindi te non narra da poco, e noi stiamo in diretta ma lo do in differita dopo. Te non narra da poco stai in questa regione, no, intanto Bitti rappresenta prodotto, gli Alischisi, una importanza politica e culturale fondamentale per Sardegna, no? E saida di Giorgio Asproni, saida di Mialino Pera. Rappresenta sicuramente orgoglio per noi. E su sabato notte su Presidente nos ha convocato tutti d'urgenza, hanno fatto giunta e abbiamo stabilito di abonni subito 20 milioni e 30 milioni, quindi 50 milioni, da destinare subito tramite la protezione civile in modo di non usare la burocrazia e perdere tempo. Già sono ingegneri nostri, sono pari con questo vigile del fuoco, su controllare sta staticità andiamo su de Sadomoso, che è importante. Chi sono abbiano la possibilità di lavorare in domissoro e di stare in bici sul naso e sul cresco. Certo. Che non possiamo permettere che idasa importante che abiti si sperdano. Questo è fondamentale per noi. Se tu tocca a te tornare a dire sul progetto della messa in sicurezza, andiamo su come te con le costaba, insomma. Sì. Questa idea che sta arrivata, quindi prevedibile. Plus manna di gusto del 2013 è una cosa se non lo capito che sono io mio non abbiamo credito, è uno dispero questo, però tocca a te essere tutto un pare vicino a Susinnico che è un momento che tocca ad alleare decisioni più difficili, ma tocca ad alleare il problema tocca ad usanare, certo. Che in 7 anni sono 3 via 2013, 2020 che è ora. E non si vuole continuare a gas. No. Quindi purtroppo Saida non la potremmo smontare. Che nasce dai noghe, i noghe deve restare. Quindi e gente deve restare in noghe. Bisogna creare le condizioni per pochi Saida resti in noghe. Sì, assolutamente. Dimos se bilacchimo da non sa che nare spaglia parola dai Giulio. Giulio, poi a parola da BCTV di Lannara, sa? Ma però non si tende se bestie Su escavatore. Andiamo su una cosa su. Cosa cudala? Cosa cudala? Vite
No, te non narra come per intervistata a Quirico, ma hanno hanno posto 50 milioni di euro per fare una verifica della sicurezza, Giulio, di valutare. Giulio, quella macchina con un'altra macchina sono trovati qui con questa. Dove c'era? Dove ti hai mandato questo pizzino? Ma quanto non è questo pizzo? Ah? Quanto non sei questo pizzo? 2 ore ti ho mandato. Quanto non sei su pizzino? No, noi ci stiamo. No, 40 che un mandato. uomo. Ciao. Ciao, come stai? Ti Bene. ricordi di me? Ehi, Noi eravamo colleghi all'università. sì. Ho visto la macchina che c'è qui insieme a quell'altra, erano dentro, le ha praticamente sollevate, la capocchia sul soffitto e le sbattevano tra di loro e non loro. E poi il padrone di una delle macchine è dentro, si è salvato salendo sul parapetto di una di queste finestre, ha aspettato che defluisse l'acqua per poter Vieni Giulio, che scappare. ti faccio vedere com'era quel parato. Aspetta un po' che non era tappare parola Ma sa che mi do un paio di parole a BCTV. Bustiano. Aspetta. Ecco due parole che in Bustiano, se no mi attacca dopo. E non era che non fai che sono spazio fisso. Non me lo sponino. Ehi, non bacchiere. Che dei stacchino. Te guida andrà bene, no? E te, insomma, questa idea, te linara su che sei paesano, insomma, che ha una responsabilità, e appunto che va tanta gente del esercito, no, che lavorano. Sei stato tu un po' da mobilitare questa gente? Insomma, ci sono a Curza, tutta la persona che hanno sofferto, la famiglia che ha perduto caro tesoro, perché non sono si tempo, no? E io si intende male. Dai. E dai, anche mi torna a... Ecco, tipo di Mannane, tu sei, insomma, sai, conosci la situazione di questa persona che stanno in questa ida gente resistente, che non ha nessuna intenzione di lasciare la ida, che ha battuto un disaccato, che si è ripetuto adesso 2003, e come gallo più grave. Tu personalmente, che ti sei muovito può anche in modo che si esercita come su Covid, siete stati a dare una mano. No, io sono venuto a Inoc per mi rendere conto in mezzo di questa situazione, per manifestare la solidarietà del suo governo a tutta la popolazione, in particolare a suo familiare delle vittime di Batapet. È stata una tragedia manna che come necessita di essere affrontata bene, come bisogna fare due cose. La prima cosa è intervenire in emergenze. Beste la polizia, beste i carabinieri, beste l'esercito, Protezione beste civile. il corpo forestale, beste la protezione civile. Io sono idenne che Susine con Cicoline fa un grande lavoro di coordinamento di tutte le operazioni che devono essere fatte per ripristinare la viabilità, per liberare il paese tutta questa burrumbaglia che batte sul detrito, eccetera, per ripristinare Sabba, che Gallo non è tornata, sul paese. In certo loco non è In tornato. certo loco non è tornata, poi sul telefono e sa Luca invece pare che è Torna a è posto, quindi l'emergenza. Per gestire l'emergenza bicchiere coordinamento, bicchiere regia unica, bicchiere inari, come questo che la regione ha posto a curre dove battapet un'importante decisione sul consiglio regionale, hanno posto a curre un parco dei nari, la protezione civile, noi studiamo di noi, insomma assicuriamo su 11 interventi in emergenza, poi però bisogna pensare a questa cosa per un anno, questa è la ricostruzione. E su un messaggio che voglio dare è che i vizi dovete resistere, credere che no, che Stato e questa regione sono hanno stare sempre presenti, bisogna ponere posta di bilancio. Sul governo io penso che si indirizzate a
dichiarare provizi lo stato di emergenza e poi la legge del bilancio, io penso che sia da ponere un'area chi serviti. Che serve? Un'area chi serviti per assicurare la ricostruzione, chi non è tornare a quello che vi prima. Sì. Che si torna semplicemente a quello che si vi prima, sul paese non è sicuro, invece tocca a fare che un piano di mitigazione idrogeologica, tocca a fare che un piano che affronta questo problema idraulico che sul comune Vizi, non vi batta due o rivoso che pennene da scollina. A bacino so. Con Con l'enemetta abba. Non de come insomma, ma de Kentanno, Però non si è mai verificato prima su 2003. Certo, non si è mai verificato che prima sono eventi climatici sono in gai Poi disastroso. Gai disastroso come te sono come. Prima proiata che è una temporata e invece come bata Non esabusso. come le cose sono metapeose e quindi sul paese dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista idraulico si deve attrezzare ad un pericolo nuovo che 100 anni fa che non bitti, 30 anni fa che non bitti. Si stato beste, la regione beste e punimmo sui nari chi serviti, sui nari chi bicchieri che si stato eri sconfitto in Bizzi e non vi là che da Bizzi non è una sconfitta per Bizzi solo, sì. è una sconfitta per tutto la Per tutta Sardegna, la- proprio su chi rappresenta Tavizzi in Sardegna che ha sempre rappresentato, eccetera. Quindi io penso che questo segnale che ha dato e insomma cerchiamo di continuare a lavorare. Tocca di creare le condizioni per rendere questa ida abitabile, vivibile in condizioni attuali, insomma, come hanno detto tu, e non è più che hanno fatto, ma è una situazione nuova, quindi dobbiamo adattare questa ida a vivere in questa situazione nuova. Gai, è proprio gai, l'hanno detto tu, come intanto la cosa è gestire l'emergenza, questa è la cosa di oggi, e poi bisogna pensare a casa. E questi casi deve essere fatta la scelta su di noi, Certo, non certo. basta si stato che pone sui nari, non basta la regione che pone sui nari e Bizzi devi scegliere che le facche. E questa è una scelta che tocca in primis all'amministrazione comunale, ma tocca a tutto. Tutto Saida, ma Tocca a tutto Saida, tocca a tutto. girando però i saldomoso come io, siccome mi chiamano pure come ingegneri a bidere situazioni un po' pericolose, Saida è disponibile a soluzione, è bastante che va fatto una soluzione. Non è una soluzione semplice che va due arrivo, sino che nessuno si aspetta che sarebbe stato in grado di accadere questo disastro, però come l'abbiamo visto, è lampione, è satiro, arrivo e meso, è stata una cosa incredibile, abbiamo scolato 150 metri cubi a Susicun in Rivo e Meso e in che il lampione ha sfiancato e ha piccato tutto un versante di orto, che baiata e del materiale che risulta in che l'ha avuta in a Piazza Nova praticamente. Sì, è proprio non l'ho visto che il comandante Ola che è stato sul capo dell'esercito sardo che ha coordinato questa operazione che sono venuto su Geno Guastatori di Macomer che manta due della Brigata Sassari. Avevamo prima che sul prefetto De Nuoro abbiamo fatto un sorvolo in elicottero e abbiamo visto proprio questa situazione pesante di via Brescia, di via Cavallotti, Salaiosso come te generai via Brigata Sassari e poi in via Iosso. E quindi meta pesante, si è proprio questo assetto del suo paese che ha subito una cosa manna ma che in futuro chiedete evitare che tornino a succedere cose a voi, dovete ripensare un po' ai sematessi dal punto di vista idrogeologico e dal punto di vista idraulico, questa è una cosa meta importante, ma vizi più che tesa cultura, più che tesa sapienza, più che tesa forza. La forza beste. Una riflessione gara, insomma. Va bene, una progettazione di 20 milioni di euro in seguito su Cleopatra. Sì.
è stato stabilito il 20 milioni di euro e va a due soluzioni, o galleria idraulica oppure a berrere torre sull'etto e surivo, però chiaramente a berine sull'etto e surivo si tratta di eliminare romoli, appunto, questa è una cosa, non basta naturalmente una riflessione di in arreio, no? Paese, bisogna stare che è una soluzione tecnica mensus in Italia basta realtà come questa dei vizi, però insomma io penso che questa attenzione di questo albiese sia talmente importante per organizzare la ricostruzione. Sottolineo, invito tutti a pompiare chi so stravaglio minore che hanno fatto su 2003, che ha fatto su comune vizi, sono stato mette importante. Sì. Questo stravaglio porti è stato un gallo po' disastroso. Questo stravaglio ha permesso di salvare, mitigare un opaco danno, di mitigare i danni e di salvare qualche vita umana, di salvare qualche persona, e questa è stata una cosa importante. Però non basta, come per questo piano di 20 milioni di euro, che però nasce di vezzo. Che Cleopatra pensava che su massimo adesso invece questa alluvione non nata che potete arrivare una cosa più galoppeosa Cleopatra, che è arrivata per mano Cleopatra. Certo. Quindi, insomma, tocca a te studiare. La cosa importante è che deve fare che il suo governo, che deve fare che la regione, deve ponere la risorsa ha bisogno ed essere a curso a sa popolazione, a curso a sa amministrazione comunale, con questa volontà mi pare che beste e speriamo bene. Insomma. Bene, ti ringrazio a nome di Tottovizzi, che tanto questo canale l'ascoltano Tottovizzi, tanto è che viene a Susinnico che hanno una cosa saida si serviti di questo canale. In sardo sempre come ti hai fatto tu. Grazie, non proprio perfetto. No, perfetto. Tanto saluto da me sul vedere. Ciao.